Cavalier de Doni e sua dogaressa. Nel nome di Dio e del Salvatore nostro Gesù Cristo, nell'anno nostro 1094 del mese di ottobre, noi, Vidal Palier, Dose di Venezia, Dalmazia e Croazia, vedendo le intollerabili oppressioni di alcuni che cercano pure di vivere sotto la potestà nostra, a nostre proprie spese abbiamo comandato che il castello di Loreo sia fin dalle fondamenta fabbricato e costruito. Evviva San Marco! Buongiorno da Leandro Maggi, lo vedo in diretta, siamo a Loreo per questa rievocazione storica di questa cittadina importante, forse tra le più vecchie del Polesine, ma non solo. Adesso seguiremo tutta la sfilata, ci sono i figuranti non solo di Loreo ma anche della Rocca di Monselice per questa fiera, 798esima fiera di San Michele, la terza più antica del Veneto. Ecco il sindaco, il presidente della Proloco, il sindaco Gasparini, nonché anche presidente della provincia, del Parco del Delta del Po, scusate, Parco del Delta del Po Veneto, e il presidente della Proloco, Diego Siviero. Comincia il corteo, sbandieratori, figuranti. Figuranti, come ripeto, sono parte di Amici di Loreo, organizzati dalla Proloco. Vedete anche lo standard di là, il gonfalone di Loreo della Proloco, e anche i figuranti della Rocca di Monselice. Comincia il corteo, noi siamo qua davanti al comune, vi diremo un po' di dati di questa cittadina, che, come ripeto, è una delle più antiche del Delta, è stata anche una delle più importanti. Ecco l'omaggio al Doge. Comincia la sfilata, ricordiamo siamo all'antica fiera di San Michele di Loreo, 798esima fiera. Grazie alla documentazione storica risalente al 24 settembre 1664 si ricorda che i regolatori sopra i dazi di Venezia concedevano al podestà di Loreo la possibilità di fare una fiera franca. Questa fiera, esente da tassazione, veniva aperta con l'alzata del vessillo marciano alcuni giorni prima del giorno di San Michele. Tra l'altro quest'anno si è ribattuta l'alza bandiera del vessillo di San Marco con la partecipazione del primo reggimento Veneto Real, costituito da figuranti con le divise dell'epoca. Presenti anche i falconieri.
e questi personaggi un po' inquietanti. E come da copione l'ultimo il manovale. Stiamo passando per la Riviera. Ricordiamo che i primi nuclei abitativi apparvero durante la colonizzazione romana intorno al 225 a.C., insediandosi attorno al Portus Laurenti. Ed è nel 1002 che Loreo viene definitivamente ceduta alla Repubblica Veneta dall'imperatore bizantino Ottone III. Qua siamo proprio affiancati al Doge, che onore, complimenti. Un dato storico che a me ha fatto piacere imparare è che nella Serenissima la comunità era rappresentata dal Gastaldo, che aveva funzione civile, e dal Piovano, che era funzione spirituale. In questo florido periodo ci fu un aumento della popolazione e furono edificate costruzioni delimitate come d'uso veneziano dalle tipite calli. Infatti, vi facciamo vedere. Loreo è l'unico caso in provincia di Rovigo che conta alcune piccole vie che dipartono dall'antico canal Naviglio e prendono il nome di calli. E ci sono i banchetti anche materiale enogastronomico, naturalmente a quest'ora è molto invitante. Ciao, buongiorno, e riseguiamo il nostro corteo storico. In seguito all'invasione dell'Italia da parte delle truppe di Napoleone, portò Loreo a far parte del distretto di Padova e del dipartimento dell'Adriatico. Con il trattato di Campoformio nel 1797 fece parte dell'impero austriaco. Qua ci affianchiamo al sindaco e al presidente della Proloco. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Buongiorno. Mi raccomando, venite oggi pomeriggio a trovarci. Ecco l'appello del sindaco, giustamente. Ho già telefonato io, oggi non pioverà. State tranquilli. E parola del sindaco. Le bugie del sindaco. Però oggi non piove. Va bene. Quindi venite a trovarci, venite a vedere Loreo, venite a visitarlo. Perfetto, ricordiamo che, ripetendo che è la terza fiera più importante e più antica del Veneto, ci sono bancherelle, ci sono stand enogastronomici, c'è spettacolo e quant'altro. Ritornando alla storia di Loreo, nel periodo fascista, con la riforma giudiziaria del 1923, viene soppressa la pretura ai comuni di Loreo, Donada e Contarina e vengono incorporati nel mandamento di Adria. E nel febbraio del 1929 Loreo torna capoluogo del comune, comprendente nuovamente Rosolina. E dopo questi scorci di storia facciamo un giro veloce per gli stand. Ripetiamo, la fiera sarà aperta fino a questa sera e quindi un sacco di novità, un sacco di spettacoli, un sacco di bancarelle. Noi vi invitiamo a venire a visitare questa che è una delle fiere più rinomate del Delta, oltre che più antiche.
e con questo squarcio di fiera, con queste persone vestite a festa che sentono questa ricorrenza importante, vi salutiamo. Buona giornata, vi aspettiamo qua all'Oreo.